Come vecchio, come ti permetti? Io non so. Come benevolenza. Intanto mando il vecchio intanto. Hai capito te? Quale la signora dice qualcosa? Cosa dice? Se uno avesse fatto... Mi sembra giusto che mi dica così. Oh, ecco. Diversamente giovani, va buono. Oh, ecco lì va già bene. Ha trovato nebbia per strada? Prego? Ha trovato nebbia per strada? Una nebbia incredibile, meglio andare piano, arrivare ed essere qui qua che oggi è pronti poi per il nostro lavoro, per il nostro commercio. Qui vediamo sempre cose nuove, sempre belle. Grande nebbione. Sempre cose belle, nuove. Cerchiamo di fare il nostro meglio, Bene. aspettando adesso la nuova stagione con nuovi articoli, sempre a buon prezzo. Bene. Grazie a a voi, lei. grazie per la vostra presenza. Ciao ragazzi. caro, ciao. Ci sentiamo, buona giornata, Ciao, a caro te. mio. Ciao. Ma il tuo amico questo qui? E fa sempre confusione, fa sempre i post, e qua i camion, le donne. Perché fa sempre confusione? Grazie a te. Perché Ascolti, una domanda da bruciapelo. Dimmi. Lei ha sentito parlare di autobus a chiamata? No. Lei sa che c'è una proposta CTV per le frazioni siccome il costo di questi trasporti è sempre più alto, devono tagliare le corse, vogliono fare per alcune corse l'autobus a chiamata. Lei cosa ne pensa? Non sarebbe una cattiva idea, perché perlomeno per gli anziani che magari si deve muovere fa una piccola telefonata e ha il bus a portata di mano, ed è una roba abbastanza buona, credo. Dopo non lo so se per tutti possa essere utile, però Allora, oggi siamo al mercato, abbiamo qua questo banco Buongiorno. sempre pronti, disponibili, con colori sempre nuovi, anche se c'è nebbia viene l'allegria anche solo a passare di qua. Bravissimo, qua ci sono i colori, c'è aria già di primavera nonostante questa nebbia persistente di questi giorni, e siamo pronti e carichi, cari amici, sempre presenti tutti i giovedì, non ci assentiamo mai, pensate voi, l'unico giovedì dell'anno è quello della festa del pesce dove non ci trovate, ma per il resto siamo sempre qui con voi. Allora, approfittiamo per ricordare che stiamo facendo questa piccola inchiesta per sentire cosa dice la gente. C'è la CTV che ha fatto una proposta, siccome c'è una rimodulazione delle corse, ci saranno dei tagli e quindi si parla di fare un servizio a chiamata per le frazioni. E quindi adesso stiamo un po' sentendo un po' cosa dice la clientela. Tu hai sentito parlare di questo servizio? No, ero totalmente all'oscuro di Magari da questa... qualche parte del Veneto, mai sentito? No, però direi che ci vuole un servizio del genere assolutamente, perché non può essere tutto un po' buttato lì, bisogna vedere che necessità c'è in determinate frazioni, di chi usa più i mezzi. Chi Diciamo meno. che la gente vorrebbe avere un orario, però se non ce la fai a sostenere, piuttosto che vengono tagliate completamente, forse è meglio chiamate, forse. Sì, assolutamente, sì, bisogna organizzare bene la cosa, O se non no, bisogna sprecare. Si potrebbe prendere e mollare tutte le frazioni con Rovigo e così si arrangiano con Rovigo. Cosa dici? Aspetta, direi che Rovigo è un po' troppo in là, esatto. Abbiamo già finito le ferie. Sono trascorse molto velocemente, sono volate le ferie. Però qua vediamo sempre Hai capi visto? bellissimi, colorati, peccato non essere donne, peccato non essere donne. Nonostante fossi in ferie ho pensato comunque alle mie donne e ho portato tantissima roba Ma bella. veramente proprio una più Sono bella delle trovate anche le t-shirt stampate a 10 euro, quindi Ma guarda, adesso sembra piaggeria o che faccia un po' di ruffianamento, ma non è così. Sono proprio belli, bei capi, proprio, e costi anche. Peccato che abbiamo la Deborah che non parla mai, non vuole. Un salutino? Perché non mi chiamo Deborah? Oh signore! Ho capito che storia di ferie. Questa non la taglieremo. Questa la lascerei. La lasciamo. comunque La lasciamo. le ferie sono finite, Ormai sono anziano. noi siamo tornati, vi aspettiamo in tutti i nostri mercati, sono arrivate anche le cinture, le borse, insomma veniteci a trovare e con piccoli prezzi fate degli outfit veramente ma veramente belli per la primavera. Ok, grazie. Grazie. Bacioni. Ciao. Ciao. Ciao Marta. C'è un po' di nebbia, però la gente viene. C'è un po' di nebbia, ma noi siamo più forti della nebbia, dai. E i clienti anche, perché stanno arrivando. Infatti. Speriamo bene, dai. Senti, Buona giornata. Tu sei della provincia di Padova?
Sì. Senti, hai sentito parlare da qualche parte o a Padova o altre parti che c'è il servizio degli autobus a chiamata? No, non ho sentito. Mai sentito? Oh, grazie. Ciao. Non è mica freddo oggi, eh? Buongiorno a tutti, non lo sentiamo il freddo, ormai siamo abituati. Adesso c'è un po' di nebbia, ma tutti questi colori ci tirano su proprio il morale, è proprio bello vedere questi banchi sempre pronti e disponibili. Eh sì, abbiamo sempre pronte novità nuove e quindi dai, anche se c'è un tempo un po' così, i nostri clienti li aspettiamo sempre. Bene, ma ti faccio una domanda più a pelo. Tu sai se in qualche parte della provincia di Padova o di Venezia ci sono gli autobus a chiamata? No, non saprei rispondere alla domanda. Va bene. Buona continuazione, ci vediamo a Piove. Grazie. Ci vediamo a Piove, ciao. Buona giornata. Ciao, ciao. Hanno incontrato per caso, si sono incontrati a Milano, il direttore del Libero, Salustri, e poi anche il direttore storico Feltri, e c'era anche De Luca, Fatalità. È entrato in questo ristorante e si sono messi a parlare praticamente. Del più del meno. Sì, allora è stata una cosa simpatica, l'hanno riportata sul sito d'Agospia, poi ripreso a vari giornali, eccetera, eccetera. Allora gli hanno detto a Feltri, cosa pensi di De Luca? E diceva, è simpatico, e hanno detto, ma sai che forse potrebbe diventare lui il leader del Partito Democratico? Veramente hai ragione. Ma sei un po' politico. Ci vuole, no. Secondo me il Partito Democratico con la Slime si è data la zappa nei piedi. Dopo. Buongiorno. No, non fare. Autobus a chiamata. Autobus a chiamata. Non so dare Vogliono mettere l'autobus a chiamata per le frazioni. Cosa dite voi? Cosa ha detto? Vogliono mettere l'autobus a chiamata per le frazioni. Lei cosa dice? Non esiste questa roba qua. Non esiste. Lei cosa dice? Non esiste. Adesso siamo massimi. Giornata di giovedì, un po' nebbiosa. Allora, si direbbe splende la nebbia, ma che fa? Va bene come canzone. Bellissima. Noi ci siamo lo stesso, portiamo il sorriso, portiamo il buon umore, portiamo anche delle cose belle da vendere, se volete. Abbiamo anche cuoricini, Ma che bello. Siamo in fase in periodo d'amore, quindi vi aspettiamo. Eh sì, perché c'è San Valentino, no? Giusto? San Valentino, la festa di ogni cretino. Ciao. Grazie, ciao. Mamma mia che arriva, attenzione. Buona giornata. Saluta il mondo. Ciao.